Ci sono tanti anziani in giro e farli andare a Castagnole o a Santabona era una cosa impensabile, per cui è un bene che sia stata riaperta. Anche per mia mamma e papà per prendersi la pensione ci andavano sempre in giro e sarebbe che ora l'hanno aperto, sono felici. Ci voleva, insomma, qui in questo villaggio è importante anche per gli anziani, insomma, che devono andare a prendere la pensione. Era ora. Gli anziani che hanno bisogno di vicinanza, perché ci comincia ad andare a Santabona e si stai fuori. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:20 alle 13:35 ha riaperto, seppure solo per 3 giorni a settimana, l'ufficio postale di San Liberale dopo più di 3 mesi. Era il 12 marzo quando, causa Covid, Poste Italiane decise di limitare l'apertura degli sportelli e degli uffici, creando però, soprattutto nel quartiere popoloso di San Liberale, un disagio di non poco conto, che portò addirittura i residenti a chiedere aiuto ad Antena 3, arrivando anche ad invocare l'intervento del sindaco Conte. Quartiere, siamo anziani e noi in giro è giusto che sia aperto. Nel telefonino di mia moglie ha visto che oggi è aperto, però lunedì, mercoledì e venerdì solo per il momento. Vabbè, però insomma piuttosto niente. Un'apertura accolta con un sospiro di sollievo dai residenti che non si erano mai rassegnati. Tecnicamente a 800 metri c'è un altro ufficio postale, quindi l'azienda nel programma di riattivazione uffici ha tenuto conto anche delle distanze e quindi siamo arrivati un po' lunghi rispetto ad altri luoghi. Così il direttore delle poste di Treviso, che spiega che in tutta la provincia sono attivi ad oggi 182 uffici su 185, di cui il 72% con un turno completo di 6 giorni su 6. L'obiettivo è ora tornare gradualmente alla normalità. Al momento abbiamo di tutta la nostra configurazione sulla provincia soltanto 2 uffici postali chiusi, Vogliano, Succursale Leone e Careinati. E quindi tendenzialmente torneremo alla normalità progressivamente. Poste Italiane anticipa anche questo mese il pagamento delle pensioni. Da questa mattina è iniziato quello del mese di luglio.